Amici del canale RCM, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica e oggi lo facciamo con Federica Olla. Ciao Fede! Ciao Maurizio, ciao a tutti gli amici di RCM. Ma che bello che sei arrivata sin qui, ti ringrazio tantissimo. Con Federica avevamo programmato il disco notte per presentare l'album che è un capolavoro stupendo, ma ne parliamo adesso con calma. E purtroppo è successo quello che voi sapete e quindi è venuta a visitarmi, a trovarmi. Grazie Fede. Ecco, raccontami un pochettino di questo periodo, cosa stai facendo presentando questo disco. Vabbè, innanzitutto grazie a te. Ehm, Sono riuscita a realizzare questo mio piccolo grande sogno di questo CD dove all'interno ci sono dei brani in sardo campidanese e in lugudorese. Pensando, diciamo, qualche anno fa, quando fui ospite da te, ero agli inizi del mio percorso, oggi mi ritrovo qua con un prodotto da condividere e sono molto, molto contenta di questo. Molto bello come si presenta, molto bella la fotografia. Io non vedo l'ora di scartarlo e sentire tutti i brani, ma sono sicuro che sono dei capolavori, tra l'altro musicati da Bruno Noli, in parte, come, Sì, ecco, sì, sì, ecco, sono sì. in parte le musiche di Bruno Noli, poi se vuoi nominare anche altre persone che hanno collaborato, se vuoi, a questo album. Come autori ci sono Maio Agus, Vincenzo Pisanu e Toni Del Dro. Ecco, benissimo, quindi sarà sicuramente un serio capolavoro, tra l'altro belle anche le fotografie. Federica è una bella persona perché oltre che essere bella esteticamente, ma è una bella persona dentro, quindi già la cominciate a conoscere perché ha fatto svariate serate sia al Teatro di Nîmes ma anche in altre parti, però vi invito a conoscerla meglio, di approfondire. Ecco, la prossima serata che farai Fede, per esempio, quando sarà? Allora, questa domenica sarò a San Basilio in un agriturismo a presentare il CD. E poi, insomma, a parte, vabbè, venerdì e sabato che canterò in chiesa, perché sto facendo anche quello, che è un'emozione bellissima, diversa e senz'altro per me, poi lo sai che, insomma, ho con la fede un rapporto molto, molto profondo e sentito e un'emozione ancora più bella, la verità. Fede di nome e anche di fatto. Ecco Fede, com'è stato incidere questo album? Se ci puoi raccontare qualche chicca, insomma, sai, c'è la curiosità anche artistica dall'altra parte della telecamera che ci chiedono ma dove è inciso, come è inciso, quali sono state le emozioni, ecco, raccontaci qualcosina. Allora, essendo il mio primo, diciamo, il mio primo CD, quindi non avendo ancora l'esperienza di averne fatto altri, ti devo dire la verità, è stato molto emozionante, ma c'era anche tanta tensione, perché io dico sempre, cantare è anche una grande responsabilità. Quindi c'era insomma anche un po' la paura di deludere un po' le aspettative, diciamo, del pubblico che mi segue, la verità. Però è stata sicuramente un'esperienza che mi è servita tanto sia a livello professionale che personale. Tanta emozione perché era, come ho detto prima, il mio sogno. Mi ha dato la possibilità anche di conoscere tante persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che ringrazio. Bello, bello, sicuramente molto emozionante su Io, tutti i po- punti di io vista. posso dire che è veramente in gamba, è dotata di grandissima umiltà, Federica, ma io l'ho vista dal vivo agli esordi e già agli esordi era una bomba, quindi oggi oserei dire stratosferica. Quindi Fede, allora io ti ringrazio per essere venuta, ma vorrei rimandarti a un bel disco notte, appena starò meglio potrò uscire perché sai che abbiamo intenzione adesso di acquistare un camper, andare in varie sale prove, oppure teatri, cinema, comuni, piazze e quindi magari faremo un disco note dove capiterà. Sarà itinerante, ecco. Quindi, Volentieri, volentieri. quindi il mio è una arrivederci presto. Arrivederci a presto. Sì, sì. Allora, vi lascio con Federica Olla, in descrizione trovate tutti i suoi link, mi raccomando acquistate tutti il CD di Fede perché veramente ne vale la pena e aiutiamo gli artisti indipendenti. Grazie Maurizio, ciao a tutti gli amici. Ciao, ciao a tutti!